10.000 documenti già in archivio, pronti per essere scansionati e trasformati in formato digitale. E poi chissà quello che ancora salterà fuori dalle case dei legnanesi, visto che ogni famiglia conserva gelosamente in una scatola il suo piccolo tesoro fatto di immagini, ricordi, documenti e ritagli di giornale. Un anno fa il Collegio dei Capitani aveva pubblicato sul canale YouTube un primo video che presentava immagini storiche per buona parte inedite, filmati amatoriali girati negli anni 50, ma anche rarissime immagini e riprese degli anni 30, effettuate in occasione delle prime edizioni del Palio di Legnano. Adesso però il progetto diventa molto più ambizioso. La Fondazione Palio ha avviato in questi giorni il progetto di un laboratorio storico che punta a creare un grande archivio di video, immagini e documenti che sarà interamente digitalizzato, così da permettere a tutti di farne tesoro.